Amici di Sportisli, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal comunale di Bagheria, provincia di Palermo e Bagheria Sport Palermo. Siamo nel finale del girone A di promozione siciliana, la giornata numero 24. Montelepre che sarà sempre lo spettatore interessato alle gare del Bagheria, che qui si propone con il tiro di Gio, impegna Perez. Qui ha una nuova chance con il passaggio voluto da Caracappa. Il pallone arriva dall'altro lato dove c'è Fiorentino, pallone morbido che si insacca in porta. In questo modo qui il Bagheria si porta in vantaggio con il gol di Fiorentino, 1-0 al quarto minuto. Il Bagheria recupera palla, allora è lanciata la squadra nerazzurra con Gio davanti la porta, va col mancino Perez con la croce, stavolta risponde Pitanza con la spalla, non ci arriva Marco Minone. E allora Fiorentino largo da Stassi, si inserisce in area anche Rama, Stassi calcia da lì, Perez in angolo, Stassi sul punto di battuta, va col destro forte, traversa scheggiata, occhio qui a Gio, marcato da Traoré, si gira, serve dietro Andrada che prova a piazzarla a giro. Rama Perricone chiede palla di Giorgio, Perricone va dall'altro lato verso Caracappa, lo marca Granatello che quasi perde l'equilibrio, passaggio su Gio, limite dell'area, il tiro potente di Gio, sfiora il palo, occasionissima. Rama, Gallina, non lo insegue Costantino, pallone in aria per Stassi, se lo sistema, calcia su Perez. Allora Gio verticale per Stassi e in aria molto defilato, allora ricicla tutto per il destro di Caracappa. Gran rinvio questo qui direttamente verso Marco Minone, il pallonetto contro Canghina, svirgola pericolosamente Costa, va Costantino in mezzo, allontana Stassi, Vitale si coordina, prova a farlo anche Lapi, pallone nel cuore dell'area, allontanato da Canghina. Ci pensa anche Caracappa, lo Sport Palermo si fa sempre più pericoloso, corre però Gio alla volta del Bagheria verso la porta di Perez, Gio, Perez, pallone bloccato, poi l'opportunità dal centro dell'area, Rama, cross in mezzo, occhio al colpo di testa in anticipo da parte del Bagheria, la rete di intelligenza, di furbizia per Caracappa. La battuta di Minone in mezzo, sfiora di testa Tramauta, occhio puntati su Bagheria 90-011 Montelepre per la potenziale risposta, occhio sempre al Bagheria, Perez blocca D'Amico e su questa azione finisce il match 2-0 per i nerazzurri, che così conquistano la quarta vittoria consecutiva, 2-0 allo Sport Palermo.